Coach Alberto Lucci, questa gara l'avevi letta in anticipo, alla vigilia avevi detto prima parte di gara ci sarà da soffrire e anche magari da sacramentare per raddrizzarla, poi alla distanza possiamo anche distenderci e portare a casa il bottino. È andata così? Sì, è andata così e purtroppo questo tipo di partite qua bisogna stare super concentrati e francamente ci stava un calo di tensione dopo la partita fatta con il Lodi, meriti anche del Montebello che comunque è venuto qua a giocarsi la partita a viso aperto, è una squadra che comunque gioca bene a hockey, ha buona individualità. Una tenuta difensiva è incredibile. Sì, noi stasera non benissimo, però ci sta, nell'arco insomma di queste ultime 5-6 partite abbiamo spinto tanto, abbiamo fatto comunque un buon risultato, abbiamo fatto 6 gol. Sono contento, non della prestazione in sé per sé, non l'abbiamo fatta al 100%, però sono contento perché comunque abbiamo portato a casa il risultato che era importante. Sì, non benissimo, anche se però l'applicazione, l'intensità, la voglia di cercare sempre il gol, perché questa squadra ha spinto dall'inizio alla fine, il pressing forsennato, sono tutte ormai caratteristiche che fanno parte del marchio di fabbrica di questa squadra, e anche in una serata magari, come hai detto tu, non smagliante, questo è un gruppo che riesce a essere lucente proprio nella voglia di arrivare in porto. Sì, abbiamo spinto tanto, a differenza di altre serie eravamo meno lucidi, quindi se mantieni i ritmi alti con meno lucidità chiaramente ci sono più errori nei passaggi, nelle aperture. Abbiamo fatto credo su 10-12 contropiedi un paio al verso, abbiamo fatto gol. Gli avevo detto prima della partita che era importantissimo stasera le ripartenze, i passaggi precisi, perché sicuramente avremmo avuto un po' di difficoltà sul 4 contro 4, ma era legato quasi tutto all'aspetto della concentrazione. Senti, adesso attende il Bassano e non solo il Bassano una lunga volata, però questi punti permettono, se non di ipotecare il quarto posto, di prendere un bel abbrivio per la quarta piazza. E ricordiamo che questa squadra puntava al quinto posto a inizio stagione, adesso è quarto, che non è affatto male. C'è una speranza aperta per il terzo posto, è chiaro che è molto molto complicato perché Bassano deve fare percorso netto e qualcuno davanti deve rallentare, e adesso il calendario per Bassano, Follonica in esterna e Monza in casa, si fa in salita. Sì, quest'anno non abbiamo fatto mai calcoli questa stagione qua, non voglio farli neanche ora che manca 6 partite, è un campionato difficile, abbiamo una trasferta importante tra 2 mercoledì a Follonica, sarà una partita un po' chiave, no? Se veniamo fuori indenni manteniamo 4 punti di distacco e possiamo guardare dopo la classifica dell'Odi, però non mi piace fare calcoli, continuiamo settimana per settimana, facciamo il massimo per raggiungere la posizione più alta possibile. Avevamo parlato di quinto posto, in questo momento qui siamo leggermente sopra, cerchiamo di mantenere intanto questa posizione qui e poi vediamo se siamo così bravi da poter acciuffare il Lodi.